e Wayu. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e vedendo dalla miniatura, se lo colpisci te lo mangi. Perfetto. Bello, perché tengo una bella fama. La sfida, già. Ovviamente ragazzi non ci sono soltanto cibi buoni, ma ci sono anche dei cibi meno buoni. Innanzitutto se le prendiamo le cose, Biscotti malus. Cominciate a lasciare tanti bei mi piace se volete altri video al campo con i ragazzi. Iscrivetevi al canale perché Ando, perché? Dillo tu, che forse ti credono di più. Perché arrivando a 100.000 iscritti Cosa vedrete succede? un video incredibile. Vuoi dire che è una cosa che non mesi esiste? di organizzazione, mesi e Una mesi. cosa che non Una esiste cosa ancora. che non si è mai vista ancora su YouTube Italia. Quindi ora levate tutto il follow a Giovanni Perfetto. Visone e scendiamo. Ragazzi iscrivetevi e soprattutto consigliateci qualche altra challenge qui sotto nei commenti. La challenge è molto semplice. Ogni partecipante dovrà calciare verso la porta e colpire tutte le buste all'interno dello specchio. Una volta colpita la busta bisogna aprirla e scoprire al suo interno se si trova un cibo delizioso o un cibo meno buono. Adesso che è tutto chiaro possiamo partire con la challenge. Vabbè, Simone comunque sa calciare, Ma non cheat. basta. Devi anche Eccolo. beccare. Eccolo. No. Vabbè, a prendere la porta, l'ha presa. Vediamo, vado io per giù. secondo. Vediamo dove tira Giovanni, così dopo tiriamo anche noi. Non è detto che mirerò giustamente. Perché tu sabes. Lo che quieres. Ok, quello centrale alto ragazzi contiene. Non lo so ragazzi, ripeto, Secondo me becca Patrizio. Sì. Becca assai, vai in discoteca Patrizio becca. Perfetto. C'è proprio fuori completamente. Cerchiamo di prendere almeno la porta così che c'è più facile recuperare i palloni, ragazzi. Paolo Galac. Olè. Becca. Allora, non hanno ben capito le regole del gioco. Diciamo bisogna prima prendere la porta. La prima regola. La prima regola pro. Va bene, magari non lo so. Andrea del campo, aiuto. Ha mirato Non è basso a ancora sinistra. capito. Ha mirato basso a sinistra. Anto? Aiuto, il primo pacco. Quello qui, vai. Vai, Simo, vai. Dammi di punta. Di punta! Si ricomincia il giro e ovviamente ci sono gli scagnozzi che corrono a prendere i palloni. Intanto Antonio ha dato un'occhiata dentro la busta, l'ho vista. No, sono ragazzi. tutte quante chiuse, signori, rigorosamente chiuse. Io so che Andrea del Campo e Gianni sanno cosa c'è nella busta. Giovanni ha mirato quella centrale, Andrea ha mirato quella in basso a sinistra, quindi noi andremo a prendere quella in basso a sinistra. Allora cerchiamo di andare un po' più sul facile. Ah, gioca così. Bravo, Giova, bravo. Mannaggia miseria, un piano la busta o no? Cosa pensi, Patrizio? Questo che stai pensando, fra? Sarà qua la Sta busta. sfidando il portiere. Abbiamo pigliato la porta. Mettiti gli occhi, vai. Sì, sì, è buona, vai, è buonissima. Palo non è Non ci credo, non ci credo. Vai, tocca e tiro, vai Andrea. Vai. Va bene, va bene. Mercato! Oh, prima Prendere, busta. Mirko. Andiamo a vedere. pesante perché in zammuto proprio. Allora, scarta la carta. Scarta la carta. Vai, vediamo questo bel Se regalo. sarà stato un regalo. Che cosa? c'è? Non mi ricordo. Ceci. No, aiuto. Ma si possono mangiare così? Sì, sono precotti. Ceci a crudo. Chiamo Cicise. Che schifo. Fammi sentire l'odore. Per la dieta. Oddio, non... Adesso sono buoni, sono ceci. Era crudo. le mani. Io non berrei. No, no, posietto. No, abbiamo fatto tutta l'acqua era rimasta nelle mani. Un paio almeno. Dai. Sono Forse mi piacciono i ceci di base. Facciamo solo puiti, Oh! Chi te ne fa? A me? Prossimo dog con i ceci. Con questa busta Cicise. Ragazzi andiamo dentro con altri video. Con altri tiri. Simo! Ragazzi, vado io. Allora Simo, io per il tuo senti un po' di difficoltà prendere quella là appesa. Posso dire una cosa? Guarda quale ti prendo. Vabbè, non ce dai pali, mira l'incrocio. Che tiri? Vai giù. Sta arrivando, sta arrivando. Vado io? Giù a. Vabbè, sono andato con lo scavetto. Chianese numero 10, senza scarpe perché lui può. Yam Chianese! Tutti fuori. Andrew of the pitch. Andrea del campo Andrea. No. Più piano, come ho fatto io. Vediamo se Paolo Galac troverà un dolce.
E soprattutto se beccherà la busta. L'ha presa. Vai. Vediamo in questo pacco cosa c'è. Che sarà realmente un pacco. O altro. Non mi ricordo cosa ci ho messo qua. Vediamo. Poi straccia la carta. Papà. Sono guardate buone. Pure l'acqua, magari un menù. Noi in realtà abbiamo messo l'acqua perché non manteneva la busta. Quindi solo il panino. Sì, è buono, sì. Grande panino. Vediamo un po', qual è? Bell'hamburger. Prego, mangia per noi. No, è tuo questo, non posso mangiare. Quanto? Sta barando? Non lo so. Interessante. È un spettacolo. Vabbè, 2 su 2 andate, vai. Anton Eres quest'oggi. Cazzaggia, l'ultima Per poco. No, ma come? Ci hai ceduto un po' del tuo panino. Per 7. Sinistra o destra? Destra. Sinistra. Che faccio? 7? 7-8. Aspetta. Facciamo con Mirko posizionato lì. Colpisci Mirko e te lo mangi. Si fida di suo cugino. Oh! Ma no! Si è fidato del cugino. Con la fatta, Incredibile. Allora, solo Simone poteva prendere quella busta. Allora, così a sensazione. Posso dirti una cosa, sensazione messa nel set, quindi secondo me deve essere minimo un panino del Mac. No, è possibile. Sembra messa a torre il panino del Mac, no, vado in fretta. Dai, Simo, scarta La carta. Scarta la carta. carta. La No! Aricata! Ma uno ci mette tanto, no? Perché è il set, fra, ma porca troppo. Ma l'ho messo là perché io non lo potevo mai colpire. Capito? Effettivamente. Sono pochi burlo male. Ma la giochiamo. Sulla lingua, questa è la recheta. La resta al contrario. Arigdare. Patrizia aspetto io. Allora, facciamo una cosa. La mano. Simo, lingua fuori. Lingua fuori. Ma gli esce così, è troppa ruppia. Vado? No, fa cazzo, guarda me. L'altra Sulla mano, mettilo sulla mano. bravo, padri. Poco allora. Boh. Sulla No, ma si mano. rifà Bella così. Mano. No, devi mangiare. Ecco, Devi mangiare. Vabbè, gustalo un poco, però. Un po' acqua. Ingoia. Stava qua là. Stava. Ingoia, fra. Vabbè, ci è piaciuto. Sì, ma? Vabbè, il giusto premio per un set beccato. No, ma mi sono dati, capito? Ma ti odio. Come uno prende il set, porca troppo. Allora, vai giù. Adesso tocca a me. Lato destro praticamente, lungo il palo abbiamo già fatto tutto. Lato Vorrei mirare sinistro. no, io vorrei mirare quella là per terra. Eccola! Prendila! No, sciorata. Fa la barba alla busta. Sì. Anzi, mi raccomando, fate delle clip per quello che ho fatto prima, perché a me diamo un senso a storicano di me. Vai, Patri. Il numero 10. Facciamo tutti là. Ma non ha messo una dentro, Patrizio. Tutti là. Tutti là. Qua, per gol, Andrea. Bello, Andrea. Sarebbe stato un altro set. l'origano, lo sapevo. Si Mirko. Oh! Bel gol. Dove li fa? Bravo, mi devo lasciare qua un po' più dire dove hai messo qualcosa di buono. Non mi ricordo, Simo, veramente. Non mi ricordo. Oh! Di nuovo lì, Mirko. Non ho messo qualcosa di buono. La sfida, Da quindi. 7-7. Ho capito, va. E mi esce un malus. Io abbandono il È video, impossibile che abbia messo due cose brutte nel set. Non lo so In perché tutte e due mi set. ha fatto ragionare, ha detto giustamente lui non lo prende mai il set, quindi Vabbè, ma 1, 2 su 2, dai. proviamo, dai. Sai Mirko, tiro forte però. Oh! Per poco arriveremo. Zua! La miseria, mannaggia. Almeno una cosa, la posso spigliare. È facile, vai. Via porta. Però a me la piata porta, un applauso, dai. Ah, ti mi arriva a sto livello, Patri, com'è? Ha messo gol, lui superato. Mirko F. Oh! Vado, diretto, non piglio il set, non ci provo, ma andrò tra quelle tre perché la probabilità è maggiore, capito? Di prendere. Giua! Eccolo. Posso dire? Posso dire? Io l'ho visto un movimento leggero, non lo so. Non lo so. Guarda, assurdo. Occhio a Patrizio Chianese che Ah. ha portato il piede dal meccanico. Ecco, perfetto. Quale meccanico? Padre? Voglio mangiare qualcosa di buono e qualcosa di buono sta al centro, me lo sento. Stanno le cose buone. Sta al centro, papà pesa al centro, vado. È perché per forza, fra, l'ho toccato, l'ho tastiato. Oh!
Anto! Doppia! Fermi tutti. Come doppia? Doppia! Ragazzi, aspetta. Posso dire una cosa? Scegli tu qua. Posso dire una cosa? Perché Antonio. doppia? Ok, guarda, pigliato. Ma per me che si è pochi. È saltata la palla e ha preso questo. Per me è stata mangiata e due. No, da scegliere uno e te due. No, non l'ho visto io, non l'ho Io non l'ho visto io. Anto, il primo in questa sfida a prendersi 2 buste in uno. Prima in Italia. Wow, se è 2 su 2, ma una vaga giù, ma una vaga proprio, ti giuro. Prima. Prima. Questa pesa, quindi Quindi c'è il trucchetto dell'acqua. Vai, io apriamo con delicatezza. Anto! Anto! Non ci credo. Anto! Sfiziosità! Anto! Anto, però pensa ai tuoi figli. No! Ho molta fa. Vabbè, le ossa pure su calcio, no? Secondo te cos'è Anto? Vabbè, alette di pollo. O no? No. Aspetta, io perché ho detto ho urlato, ho esultato, però già che ci stai. No, sta alla letta di pollo. No! Faccio, mi fate Aspetta, vedi se esce qualcosa da bere, Anto. oppure. Vediamo quest'altra busta che cos'è? Incredibile, signori! Assurdo! C'è Alette e McNuggets. Cioè, uno piglia il set e piglia l'origano, capito? Che ne pensi su di questa decisione? Mangia, Anto. Mamma mia. Aia. Ci volevano a quest'ora. Papà mi porta adesso. Voglio, allora adesso mancano soltanto 5 buste, quindi la metà praticamente, e sono tutte quante più o meno concentrate lato alto, quindi sotto la traversa, e qualcuna che penzola là con quel filo. Difficilissima da prendere. Ah, diciamo banchetto. Pega. Diciamo quale becca? Pove. Padri. A buone. Padri, t'ha gitto l'osso, ma serve, basta. Chiedo, ragazzi. Bello, Padri, bello. Allora Mirko, se mangi una letta e tiri, prendi qualcosa. Ok, tira tu però. No, tira tu. Mangia e tira. Con tutto l'uosso. Te l'ho detto che l'avresti presa! Assurdo. Deve essere qualcosa di buono là. No, secondo me no. Vediamo, scartiamo la carta. Tieni, Anto? prendi questo bel regalo. Prego. Bello duro. Mi hai lasciato anche un po' di carne. Oh, Pazzesco. Oh, cazzo, questo è buono. Questo è buono? Questo è buono. Questo è buonissimo. Che cos'è? Che cos'è? Oh, l'asciugo. Non ci credo. Perché dopo il pollo vieni il pesce, Mirko. Dai, vabbè, sei andato bene. Un filetto di acciughe e più ceci. Ha fatto ceci, asciughe. Pasto completo. Tenta all'olio. No, voglio no. Come fai? Dai, così con le mani. Ah, proprio così. Ma se no è buono. Buona, sì, infatti. Ti dico la verità. Ti piacciono le acciughe? Ma sono salatissimo. Non se la fa proprio. Sono sott'anno. Per dire così le volevo assaggiare, ma per fare maledizione. Oh, per rispetto in goio. Solo per andare del campo. Padri! Sono salatissime. Commento di Patrizio, Sapni Waller. Che sapore è, Anto? Non lo so, non ho mai provato. Salite! Sì, ma vorresti mangiare. Vorrei mangiare, sì, c'ho un po' fame. 7. Ma moglie sono tutte quante alte, ma come piglio? Morbida, morbida. Troppo morbido. Tu sai! Maro, e quando cioè, ti ricapiterà più? Non lo so. Ah, il filo è poco. Buono. Filo è buono, perché qua siamo da un'ora e mezza, ragazzi. Il video dura 12 minuti, ma siamo da un'ora e mezza. Tosta quella sull'angolo di là. Devo fare rapido. Madò! Cioè tu solo 7. 7 sto mirando, sì. Miseria. Sarà punizione di Chris Mertens contro il Verona, me la ricordate? No. Proprio piano piano. Così era. Non me la ricordo. Infatti andò fuori, no? Dove hai detto che hai segnato? Cioè, non esiste quella punizione. Questa di prima! Anto! Immaginate avessi preso proprio qui. Ora Mirko cercherà di colpire il cugino! Ma che culo che ha fatto salto! Ma c'è pure accisa, ma come ha girato? Non l'ha presa, aiuto, non l'ha presa, per quando? Sai perché sto sbagliando, sto tirando forte, devo appoggiarla. Cioè, un rilancino. Così. No, proviamo liftato. Ah, Così devono essere colpite. Filo. ma filo? Vale, Filo, vale. vale. Patri? Non mi fa schifo. Non lo so. Vediamo. Ti dice una cosa buona e una cosa malamente. Cos'è? È duro? Ah. È duro?
Bravo. No, la cannella. Cazzo. Questo è tosto, perché Mi forza l'acqua. Questo è l'acqua, fa proprio che mi si stucca mucca. Allora, lingua. Guarda che schifo. No, non prende. Vabbè, ha mangiato. Non va tanto schifo, meglio l'origano. Facciamo una cosa. Chi prende tutto. Ah, chi prende quella là sotto l'incrocio? Anzi, le prende e decide a chi darle. Potrebbe essere un'idea pure perché siamo da un'ora e mezza a registrare questo video. Eccolo. Oh! Ah, no, non lo so. Non penso proprio che sarà abbiamo il bar, lo metto il bar. Tirati a ripetizione. Oh! Già, facciamo tirare a loro. Mirko F93. Oh, mamma mia, che gol ha fatto. Mirko non si fida della rete. Oh! No! La becca proprio! Il tanto criticato Patrizio Chianese. Secondo te è buono o non è buono? E devi decidere le altre due a chi darle. Non le toccare, non le toccare. No, questa è tua. Questa è tua e devi decidere a chi dare le altre Questa è due. una a me, padre, perché mi vuoi bene. Allora, questa a te. Questa è Giovanni. Giovanni, Cattiveria. non lo so che cosa. Vai, dammi che mi hai regalato. Godo! No, in realtà no, perché è una cosa nuova che ho preso, capito che sono Andrea? Le Mac Waller. Che sono? Le baby carote! Le carote del Mac. Non è buono. Fanno bene ragazzi, le carote. Cos'è Simo? Da può fare. Perché Simone Da può fare la limonata. fa rima. Simone non Crispy McBacon, ma Simone fa rima. Con limone, ragazzi. Bella limonata? Padri tu? Vabbè, a me è buono. Oh, non ci credo! Mi metti l'origano, porca troppo. Il resto del menù praticamente. Vabbè, Ragazzi, l'unica cosa buona l'ho presa io. sono buone. Baby carotine. Voglio assaggiarle. Simo? Carotine. Oh, è buono, diciamo Gatorade. È buono, ma sono buone Molto le baby rade. carotine. Guarda, apri la bocca. È buono però. Ma come fammi? Diciamo Olimpo vs Pegasus. E quindi dopo questa scena goliardica. Signori, il video finisce qui. Spero che vi siate divertiti. Bellissimo sto video. Pure a me. Ah, mamma mia, voglio. Ma quindi il campo, trattiamolo così, Andrea. Mamma mia, voglio. Che c'è? Quanto è aspro. È buono. Finisce qui questo video ragazzi, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e continuate a seguirci e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Oggi ragazzi siamo qui sul campo da calcio.